Buongiorno a tutti, sono Massimo Castagnetti, tecnico commerciale di Novamont. Parliamo un po' del telo di pacciamatura che nasce un po' come esigenza delle richieste della moderna agricoltura, ovvero un'agricoltura più sostenibile, un'agricoltura più ecosostenibile e nello stesso tempo un'agricoltura che permetta di sostituire i principi attivi che vengono utilizzati normalmente nei diserbi e che ultimamente stanno continuando a diminuire. Negli anni noi abbiamo sviluppato una serie di materiali partendo dalla stessa matrice che è poi amido e abbiamo creato tre tipologie diverse di teli. Il telo, quello tradizionale, che è quello delle orticole, che viene utilizzato per le colture a breve e medio ciclo, e poi abbiamo sempre partendo dall'amido di mais, abbiamo creato una pacciamatura più resistente, quindi più resistente nel tempo, che viene utilizzata per i cicli colturali medio-lunghi. Quindi noi ultimamente possiamo pacciamare, partendo dalle lattughe, riusciamo ad arrivare anche a delle colture a ciclo molto lungo come l'ulivo e la vite, che hanno bisogno di un controllo delle infestanti soprattutto nel primo anno e mezzo, 2 anni. Il terzo materiale che abbiamo sviluppato è un materiale totalmente innovativo, è un materiale creato principalmente per l'agricoltura biologica ed è il primo materiale che è stato certificato IAB. Tutti i nostri materiali sono certificati biodegradabili, totalmente biodegradabili in suolo, e vengono utilizzati sicuramente per il controllo delle malerbe, come è la pratica agronomica tradizionale, ma abbiamo notato nelle diverse sperimentazioni fatte anche un notevole risparmio idrico. Ed è uno dei motivi per cui oggi siete qua. Quello sicuramente. Grazie anche all'aiuto dei presenti Forigo e Ortec successivamente, stiamo sviluppando tecniche agronomiche e macchine che permettano di fare pacciamatura anche su colture che normalmente non vengono pacciamate, ad esempio le cipolle, quindi in generale tutta la famiglia delle Liliacee. Questo è un esempio, ma stiamo lavorando un po' su tutte le colture. Questo è molto interessante, però devo chiederti un breve flash su questo telo bianco. Bianco però opaco. Vero? Bianco e opaco, allora bianco perché comunque la richiesta anche dell'agricoltura è quella di coprire diversi cicli produttivi in diversi periodi dell'anno. Quindi partiamo normalmente all'inizio della primavera con temperature più fredde e quindi con teli di colore scuro che attirano i raggi del sole, per arrivare poi al telo bianco, che è quello che riflette maggiormente i raggi solari, quindi riduce la temperatura a livello epigeo e quindi permette un migliore sviluppo delle colture. Stiamo lavorando sui teli trasparenti, stiamo ricercando anche altre colorazioni come il verde, il marrone, il giallo. Ovviamente tutte queste ricerche portano via parecchio tempo, principalmente perché noi lavoriamo su teli che devono essere certificati biodegradabili e che non diano danni a quello che è l'agricoltura e al suolo. Quindi trovare delle colorazioni che non abbiano che non diano residui nel terreno è fondamentale e non è facile. È una bella sfida.